Ormai la legge difende i delinquenti, non difende i cittadini onesti. Parla di bollettino di guerra Luca Zaia alla celebrazione del 201esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Padova. Nel Veneto di Stacchio del no ai profughi, il governatore confermato a furor di popolo chiede ancora una volta di far tornare sulle strade l'esercito e in massa. Abbiamo migliaia di militari dell'esercito stipendiati che oggi non sono impiegati in operazioni di guerra, che potremmo mettere veramente a disposizione delle forze dell'ordine e quindi avere migliaia di militari che vengono coordinate dalle forze di polizia per il controllo del territorio. La situazione di emergenza non cessa e Zaia affonda l'attacco al governo, deve convocare il Parlamento, dice inasprire le pene per dare più certezza ai cittadini. E con un governo che fa 5 svuota-carceri e depenalizza 157 reati, l'Italia è di fatto oggi la ben godi di quello che è la tranquillità per i delinquenti. Ribadisce il rifiuto di accogliere altri profughi. Dopo l'intimazione dal Ministero dell'Interno che annuncia l'arrivo di altri 2000 migranti, Zaia rincara usando proprio le affermazioni ministeriali secondo cui soltanto un migrante su 3 ottiene lo status di rifugiato. Vuol dire che quindi 2 volte su 3 questi migranti che abbiamo di fronte a noi non sono dei profughi. Sono già 514.000 gli immigranti residenti in Veneto, replica il 10,5% degli abitanti in regione. Bastano, conclude Zaia. Facciano invece le cose come per bene, facciamo i campi di prima accoglienza nei loro territori e affondiamo i barconi ormeggiati nei porti della Libia. Intanto il governatore ha anche altri pensieri, attende la proclamazione degli eletti per decidere la sua nuova giunta di governo. No, non anticipo nulla, dico semplicemente che qualche idea ce l'ho, vedremo di fare una giunta che sia competitiva, che sia assolutamente fatta di persone che hanno professionalità e soprattutto operatività, perché i veneti ci dicono ogni istante adesso andate avanti pancia a terra perché non avete alibi.